Il candidato a sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, ha ufficialmente presentato le sue due liste al comune di Agrigento. Liberiamo Agrigento e Agrigento Amore Mio in vista delle prossime amministrative. Sarà il primo che comparirà nella scheda elettorale. Le liste sono formate da 24 candidati ciascuna. Di Rosa, accompagnato dai suoi collaboratori, ha atteso le verifiche del caso che sono andate a buon fine. Questa mattina abbiamo ufficializzato la campagna elettorale inizia, abbiamo ufficializzato la nostra candidatura con due liste in appoggio, Agrigento Amore Mio e Liberiamo Agrigento. Siamo ormai i primi ad essere ufficialmente candidati. Adesso aspetteremo quante liste presenteranno gli altri, quanti candidati sindaco ci sono, ma una cosa è certa, Giuseppe Di Rosa è in campo. Per gli altri candidati alla carica di sindaco e le relative liste di appoggio ci sarà tempo fino al prossimo mercoledì alle ore 12. Al momento i candidati a sindaco annunciati sono per la coalizione MPA, Forza Italia, Fratelli d'Italia e UDC, Gerlando Dino Alonge, Luigi Gentile per la Lega, la DC e due liste civiche, quella di Michele Sodano appoggiata dal PD, da Controcorrente, Italia Viva, ABS e una lista civica. In corsa ci potrebbe essere anche l'ex sindaco di Agrigento, Calogero Sodano, che al momento sta valutando se scendere in campo o no.